Allora, Assessore, anche a lei un po' la medesima provocazione, cioè tra 18 mesi, il termine entro i quali questi distretti devono essere realizzati, il progetto poi ci spiegherà anche come va strutturato, cosa vedranno i cittadini, ma non solo i cittadini, coloro che vanno nella zona di Abano, Chi verrà ad Montirotto. Abano velocemente vedrà già qualcosa. Io parlo del parco termale. Nel parco termale ci sarà una fontana tematica, cioè una fontana interattiva dove appunto con i bandi della Confesercenti e della CESCO siamo riusciti a portare a casa, quindi credo che a febbraio o a marzo cominceranno i lavori dell'installazione di questa fontana. Cosa vuol dire interattiva? Sarà con le acque termali, quindi insomma, diciamo, questo vapore, e sarà ideale anche per i bambini, non solo, ma quindi interattiva, dove bisognerà un po' capire dove si muove, e ogni movimento sarà una conseguenza e quindi sarà esattamente una fontana interattiva dove ognuno insomma, si cementerà con la propria intelligenza, col proprio fare, riuscirà insomma a percorrere questa fontana. Quindi diciamo educativa, anche una Esatto. finalità. Ecco, io credo appunto che questo è il primo passo che abbiamo fatto insieme a loro, insieme alla Confesercenti, e poi su questo bando dei distretti andremo a risistemare, a fare bella un'entrata che veramente ha qualcosa oggi come oggi di veramente non confacente con la città. L'entrata sarebbe l'accesso alla città di Abano All'accesso alla Terme. città, quindi l'accesso a est della città, e quindi lì con questo bando riusciremo a fare qualcosa di importante, quindi una viabilità veramente bella. E per quanto riguarda, questo lo dico a lei come sindaco, dopo ogni sindaco sa i conti di casa propria, i finanziamenti riescono a sopperire in modo significativo quelli che arrivano con questo partecipando a questo bando, o il comune deve fare uno sforzo ulteriore, riesce a farlo, poi voi siete a vocazione turistica per cui c'è il discorso della tassa di soggiorno, entrate comunque che si muovono, ed è fattibile secondo lei estenderlo a un altro comune che ha diversi, per esempio Battaglia Terme, che vive una situazione un po' diversa? Sì, allora andiamo per gradi. Allora, noi abbiamo la tassa di soggiorno, che è quella che ci salva un po'. E questo è il primo punto positivo. Il secondo punto positivo, come ho detto anche prima, questi bandi danno la possibilità di lavorare insieme. Mi veniva un po' da sorridere quando la collega parlava delle città murate. Ecco, noi abbiamo partecipato a un bando delle città murate. Delle città Abano murate. ha partecipato al bando delle città murate con l'open market, quindi con i mercati. Ma cos'era un GAL? Sì, era un GAL, quindi abbiamo portato a casa questo finanziamento, non poca cosa, mi sembra sui 50.000 euro, quindi per noi è tutto ossigeno, come dicevo prima, quindi importantissimo, e stiamo lavorando sul nostro mercato. Dovete sapere che il mercato di Abano è il più grande mercato, anche di Padova. Ma no. Cioè il mercato di Abano, io vorrei qui il mio amico Enzo Tuis, che è il vicepresidente degli ambulanti, lui mi dice sempre, ed è verità, che abbiamo 10 bancarelle, credo, 10 siti in più di Padova. Quindi, cioè rispetto a quello di Prato della Valle è più grande? Quindi Abano Terme ha il mercato più grande. Ma sono gli, cioè, ignorantissima io, sono i medesimi che vanno di Padova, sono altri? Non credo, cioè no, adesso io non ho presente, però, alcuni sì, però insomma sì, le tipologie grosso modo sono quelle, però sicuramente non saranno gli stessi. No. Però Abano Terme è uno dei mercati più grandi che ci sono. Quindi abbiamo aderito anche a questo bando delle città murate con Montagnana, Este, Monselice, quindi per me è stata una soddisfazione. Tengo a precisare che dal 2012 a oggi la nostra amministrazione comunale ha portato a casa circa 1 milione di euro di bandi. Dal Montirone, dalla regione con la CESCOT 200.000 euro, 400.000 euro con questo bando qui. Quindi per realizzare che cosa permette? Per intervenire sulla struttura anche urbanistica? Abbiamo diciamo, lavorato su questi bandi dove abbiamo fatto un po' di tutto. Abbiamo fatto le manifestazioni, abbiamo fatto la viabilità, abbiamo fatto qualche sito, l'arredo urbano in pratica, quindi
diciamo, è stato un lavoro importante e dico la verità, ne sono orgoglioso, insomma, perché non è una cosa di tutti i giorni. Ma lancia anche a lei la provocazione e parlando di unione di comuni, no? Ha detto Ospedaletto si avvia, è un tema di grande attualità, l'unione dei comuni, nolenti, dolenti, qua bisogna risparmiare sì, le risorse e voi vedete l'unione di comuni, visto che o no? Qua ci vorrebbe la domanda di riserva. No, per quello che ne vede, lei lascia stare sbilanciamenti politici assolutamente. No, da parte come amministrazione comunale di Abano io credo che innanzitutto lavorare insieme sia importante, cominciare dai servizi, lavorare insieme e io credo che se dai servizi si comincia a lavorare insieme poi tutto diventa più facile. Diciamo anche che ormai l'Europa ci chiede di stare insieme, vediamo anche i bandi che stiamo facendo adesso. O li fai insieme o non li fai. Cioè questo bando che abbiamo fatto adesso dei distretti l'abbiamo fatto con Montegrotto, altrimenti non lo facevamo, l'abbiamo fatto col consorzio. Cioè. Ma infatti viene percepito il particolarismo del comune, cioè il sentirsi di un'appartenenza di un comune, verrebbe accettato, e questo lo estendo anche a tutti e due gli restanti, il condividere la medesima amministrazione. Dopo vediamo dal punto di vista tecnico-operativo che cosa potrebbe comportare, perché si parla poi di città estesa e città metropolitana, per cui attenzione che si Io dico che lavorare insieme porta a grandi risultati e credo che questo sia, l'Europa ci chiede questo. Insomma, quindi è un percorso che va maturato. E credo che pian piano si debba, insomma, bisognerà prendere questa decisione. Sì, anche perché i fondi europei, quelli che tanto nominati, che forse saranno le poche risorse che arriveranno poi nei vari paesi comunitari e anche nelle nostre città, prevedono un'area vasta, quindi progetti di area vasta, quindi volenti o nolenti dovremmo per forza metterci insieme e penso che prima lo facciamo e meglio è. Volevo invece aggiungere una cosa dal punto di vista dei commercianti, cosa noi stiamo facendo e vorremmo portare avanti anche con questo discorso del progetto, con questo bando regionale. Noi abbiamo già formato un logo che si chiama Este in Centro, è già nella pagina Facebook, è già nel calendario eventi, per esempio chi va nel eventi Este Eventi troverà, anzi proprio esteincentro.com ha poi un calendario di tutte le attività che vengono fatte in quella giornata o nelle giornate successive, in modo anche da diciamo, divulgare tutto quello che succede nei vari giorni della settimana e del mese nella città di Este. E tutti chi fa qualcosa, anche il singolo commerciante che vuole fare qualche iniziativa, può inserirsi dentro, ovviamente poi c'è un filtro chiaramente, che se c'è qualcuno che vuole fare un po' il furbetto magari ecco, si evita anche questo, può inserire gratuitamente la sua iniziativa in questo calendario. Questo è il passo successivo, tra l'altro molto importante secondo me dal punto di vista ovviamente del settore, è quello che stiamo portando avanti, diciamo quello che è la prosecuzione del famoso protocollo che c'era nel bando precedente del 2013, cioè stiamo portando avanti la costituzione di un'associazione verso il contratto di rete, quindi una cosa molto che si sta proprio sviluppando in questi mesi, che stiamo portando avanti intanto con primo nucleo centrale di commercianti che farà proprio da interlocutore con le amministrazioni e farà un po' da trade union tra le amministrazioni e il resto del tessuto commerciale. Quindi stiamo lavorando proprio in maniera molto... Diciamo che siamo fortunati a Este di avere proprio un primo nucleo di commercianti che si stanno veramente dando tantissimo da fare. Hanno capito il progetto, hanno capito che lavorando insieme, ma proprio anche diciamo, operativamente e manualmente, perché ci troviamo qualche sera a fare insieme le cose, anche per il Natale ci siamo messi insieme una serata a preparare tutte le coccarde che sono servite per tutti i negozi di Este. Ne abbiamo fatti 80 in una sera, per dire, in poche ore. E quindi il collaborare insieme crea unione e forza. Ecco, questo è l'augurio che io faccio anche ai commercianti degli altri comuni qua vicino a me. Bisogna avere tanta buona volontà, bisogna avere una cosa importante, capito il progetto. Dopo questa cosa voglio che anche le dica, è stato compreso da voi il progetto, poi vedremo
l'associazione cosa ci dice? A livello di amministrazione o di commercianti? Amministrazione, perché l'amministrazione non è solo il sindaco, è anche commercianti, perché è un lavoro appunto che va condiviso. Dicevamo anche qua in sede di presentazione che c'è stata una congiunzione astrale, nel senso che sono cadute nello stesso momento le volontà di tutti, cioè c'era un bel tessuto, c'erano degli animatori commerciali, quindi uso questo termine perché io intravedo in alcuni dei miei commercianti questa voglia di essere avanguardia, no? E quindi si propongono idee nuove all'amministrazione. Sono giovani o sono anche gli old? Sono giovani ma sanno trascinare anche degli altri, quindi io li ringrazio anche pubblicamente, ne ho in mente almeno uno che, come dire, veramente il merito è per tanta parte suo. Poi devi trovare anche la sensibilità dell'amministrazione, devi nel caso nostro sapere che l'altra amministrazione era disponibile, quindi per questo congiunzione astrale, perché in un momento dato tu devi trovare tutte le cose che vanno a puntino. È un lavoro da continuare giorno per giorno e non riguarda solo il commercio, riguarda in generale tutto quanto ha a che vedere con l'amministrazione, altrimenti lo si cala dall'alto, riguarda anche le unioni dei comuni. Sì. Se tu fai la fusione a freddo, secondo me, uso questo termine improprio per dire che se tu la imponi probabilmente hai il rigetto. Se invece un po' alla volta cominci a lavorarci assieme con gli amministratori delle realtà contermini, diventa di necessità virtù. Ecco, quindi sì, un percorso lungo ma da fare. Comprensione di questi progetti è un aspetto importante, lì sta a voi anche un ruolo, siete associazione di categoria, quindi avete un ruolo importante. È una, diceva bene il sindaco, diceva bene l'assessore prima, è una necessità. E della va compresa. E dalla necessità si parte con la condivisione. Oggi non c'è nessuna possibilità di lavorare da soli, questo vale per i comuni, vale per i commercianti, ma l'hanno vale per le capito imprese. i vostri iscritti? No, si comincia a capire, ma dice bene, si stanno verificando delle congiunzioni astrali che assolutamente stanno favorendo il sistema, ma è un sistema ineluttabile ormai. Cioè, questa è la direzione. Chi ci perde cosa? Perché no, nello stare insieme non ci perde nessuno, ci si guadagna tutti insieme, perché è un sistema virtuoso che potenzia gli effetti. Ma io penso per esempio ai comuni, mettersi insieme, è vero, mettersi insieme in maniera, come dire, diventa forse un po' difficile, però mettere insieme i servizi, cioè anche i comuni, non è che hanno tante scelte. Quando tu cominci a tagliare, guarda, a ogni finanziaria c'è un taglio dei trasferimenti, ma parliamo di tagli a colpi di milioni. Ma, allora, se tu a ogni finanziaria tagli i trasferimenti, i casi sono due: o i comuni aumentano, cioè quello che lo Stato non manda, lo aumentano in tassazione, per cui continuiamo l'aumento delle tasse in Italia, perché tanto... Oppure nessuno fiata, oppure si trovano delle situazioni virtuose, e le situazioni vuol dire mettere insieme i servizi. Poi il discorso che molto spesso senti, mettiamo insieme due comuni, abbiamo la metà dei consiglieri da pagare, quelli, dov'è il costo? Ma ci rendiamo conto che parliamo di centinaia di euro? Il vero nodo è il sistema. È l'apparato che deve essere messo insieme, condiviso e quindi razionalizzato in modo che può gestire un territorio. E questo è un vantaggio per il territorio. Cioè, questa è la realtà. Questo vale per noi, vale per le amministrazioni pubbliche. Io credo che è inevitabile e bisogna che, anzi, che acceleriamo. Questi progetti aiutano, come diceva anche l'assessore, ci mettono in condizione di dover lavorare insieme e di poter lavorare insieme. Diciamo che questo bando noi l'abbiamo deliberato in giunta il 24 di novembre dell'anno scorso. Quindi ieri praticamente. Recentissimo. Da parte nostra, diciamo 18 mesi sono molto pochi, però io credo che sia noi che le associazioni in questi mesi dalla primavera in poi, insomma, il lavoro sia bello e sia importante da fare. Guarda, il primo cambiamento, come diceva il Presidente, è sicuramente culturale. Lo so, ma non è facile, per quello dico, la congiunzione astrale è fondamentale, se no...
a Este possiamo dire che siamo in uno stato avanzato di collaborazione tra la componente pubblica, cioè l'amministrazione, e la componente privata, cioè le imprese, perché siamo partiti più o meno nel 2007 a ragionare su queste tematiche con gli operatori e con l'amministrazione, che è rimasta fatalità sempre la stessa, a parte qualche cambio interno. Quindi insomma questo cambiamento culturale sta dando adesso dei frutti, che sono dei frutti che sul territorio concreti e soprattutto operativi, insomma, al di là poi dei singoli interventi che ogni amministrazione ha inserito nel progetto, perché sono interventi che in qualche modo aiutano al cambiamento culturale. Quindi non è tanto la fontana in sé, ma grazie alla fontana ci sono dei percorsi che ci aiutano a cambiare la mentalità individualista, piuttosto che ci aiutano a ragionare assieme. Quindi il cambiamento è culturale. È coordinatore, eccetera. Faccia un esempio pratico di che cosa vuol dire, di qualcosa che si è già realizzato. Facciamo un esempio molto pratico che è semplice, che sono la questione legata agli eventi. Prima l'evento veniva organizzato da una persona, adesso l'evento viene concordato da circa 50 operatori che analizzano l'evento, se è importante o meno, come programmarlo, e quindi coinvolgono poi gli altri operatori per capire se si può aumentare o meno il numero di 50 aderenti di partenza. Quindi non è facciamo un evento punto, è che evento facciamo, è un evento che ci porta gente, a cosa serve, il budget qual è, quindi è un percorso da fare. Sì, io le chiedo 50 per esempio, che può essere anche di più, poi perché dipende dai centri urbani, certo, anche meno, per carità. Nel nostro sistema italiano, che abbiamo questo modo di fare un po' difficile ad arrivare a un accordo, ci sono riunioni su riunioni, è fattibile poi arrivare a conclusioni rapide? Perché come lei diceva, come diceva anche il nostro direttore, i tempi sono sempre stretti, c'è un coordinatore che a un certo punto impone la sua volontà, c'è la presentazione già a priori di un progetto da parte di un manager che è esperto, che sa già che una triade di eventi realizzabili. Io parto sempre agli incontri dicendo, a prescindere dal comune nella quale si va a lavorare, che il manager di distretto non ha la bacchetta magica, cioè il manager di distretto può portare un modo di lavorare, un modo di vedere le cose e dei suggerimenti in base alla qualità del sistema urbano piuttosto che il sistema imprenditoriale. Ma il vero cambiamento lo fanno le persone che quotidianamente ci lavorano e vivono in quel posto. Quindi il manager, anche grazie appunto al bando della regione, è figura indispensabile per unire. Quando uno si dice che non vuole risolvere un problema, fa un tavolo, no? Apre un tavolo di discussione e il problema non verrà mai risolto. Infatti questa è un po' la cosa spesso diffusa. Però il tavolo è politico. Sì. Adesso grazie al manager esterno si crede che, essendo un tavolo tecnico, il problema venga risolto, ma tra l'altro, come tanti sottolineavano prima, non si tratta di fare cose estremamente fantasiose, si tratta di governare la quotidianità, ci basta quello. Il problema è che le amministrazioni spesso non hanno il tempo per governare la quotidianità e quindi noi dovremmo avere la forza di governare la quotidianità, dagli aspetti più semplici della sicurezza, che è percettiva. Sì. Adesso parliamo anche della sicurezza, perché è un'emergenza, per cui... Quindi a noi ci basta governare in maniera corretta la quotidianità e creare i presupposti perché le imprese si sviluppino in un certo posto. Assolutamente, chiaro. Andiamo subito in pubblicità, poi affrontiamo anche brevemente il capitolo sicurezza. Perché? Perché è di attualità, è inutile dirlo, perché abbiamo visto fatti eclatanti, si è pronunciato anche il Presidente della Regione, insomma ha coinvolto diversi centri urbani, Padova in primis, ma poi abbiamo anche Treviso, in modo sempre più pesante. I commercianti ne vengono coinvolti, va a compromettere anche il loro lavoro, ed è stato poi accennato appunto all'inizio come elemento ulteriore, quello che ha fatto scattare un meccanismo per far partire tutto questo genere di progetti, per cui merita un po' di attenzione. Pubblicità, poi staremo insieme.